Ciao a tutti ragazzi, bentornati a 101 Storie Zen. La storia di oggi parla di quelle che sono le famose aspettative di cui abbiamo già parlato in tante altre storie. Diciamo che in questo caso c'è una sorta di piccolo scontro tra due maestri Zen riguardo una persona. Ecco, la storia si intitola Il Signore Stupido. Due insegnanti di Zen, Daigu e Gudo, furono inviati a far visita ad un grande signore. Appena giunti, Gudo disse al signore: Tu sei intelligente per natura e hai un'innata predisposizione ad imparare lo zen. Sciocchezze, disse Daigu. Perché stai adulando questo stupido? Sarà un signore, ma di zen non sa proprio nulla. Così, invece di costruire un tempio per Gudo, il signore lo costruì per Daigu e studiò con lui lo zen per tutta la vita. Ecco, questa storia è particolare perché alla fin fine ci fa notare come tante volte, pur di in un certo senso cercare di avvicinarci a qualcuno, cerchiamo di in un qualche modo adularlo. Questo, soprattutto a livello marziale, è sbagliato, nel senso che cerchiamo di far credere che alcune cose siano comprese quando magari non lo sono. Cerchiamo di dare grande iniezione di fiducia, magari quando qualcuno non ha bisogno di quello in quel momento, ma magari ha bisogno di essere più, passatemi il termine, indottrinato. Come anche qui in questo caso, Budo fa una sorta di sconto sull'imparare lo zen a livello pratico, perché dice, parola per parola, un'innata predisposizione a imparare lo zen. Ecco, non può esserci questo, e questo Daigu lo capisce bene perché dice lo zen è un qualcosa che una persona ricerca in se stessa. Può essere chiunque, un medico, un dottore, una persona altamente intelligente, anche capace, ma di sicuro non c'entra il rango, non c'entra essere un signore che allora ti dà una predisposizione maggiore per lo zen. Lo zen è qualcosa di interiore che si coltiva con lo spirito. Di conseguenza non poniamo delle elevazioni di classe che corrispondono ad elevazioni morali. Questo sta cercando di dire Daigu Agudo. Però è molto interessante il fatto che il signore che deve costruire questo tempio per uno dei due alla fine sceglie la persona che è totalmente contro in un certo senso, la persona probabilmente più saggia. Ecco, quindi ci dovremmo chiedere in questa storia, ma qual è il signore stupido? È questo signore che vuole imparare lo zen, studiarlo per tutta la vita e costruire un tempio a uno dei due? Oppure è qualcuno che è saltato direttamente ad alcune conclusioni dicendo, beh, tu sei un signore, sicuramente sarai già anche bravo e più predisposto allo zen. Probabilmente il signore stupido è quello che cerca di accaparrarsi a tutti i costi la costruzione del tempio e quindi non è il signore che lo vuole fare, che ha bisogno appunto di imparare lo zen, magari è qualcuno che è disposto a cedere al compromesso dell'adulazione per insegnare lo zen a qualcuno. È come scegliere di prendere una sorta di tangente, ma magari morale, per riuscire ad avere degli sconti o delle agevolazioni per quella che poi è la propria vita. Ecco, questo non ci deve essere. Tutte le esperienze fanno tesoro, sia quelle positive che quelle negative. Il fatto di avere degli sconti non aiuta mai nessuno, né chi li fa né chi li richiede. Quindi il mio consiglio è quello di farvi sempre il vostro percorso in maniera totale e piena e di costruirlo in modo che abbia delle fondamenta belle solide, radicate nel terreno, perché le vostre esperienze, soprattutto quelle negative, saranno quelle che vi daranno le maggiori informazioni su di voi e sugli altri. Quindi cercate di capire sempre quale può essere la visione del signore stupido, come è scritta qui, per non cascarci anche voi. Cercate di fare tesoro di questa storia perché magari vi può capitare nella vita personale di fare degli sconti perché uno, passatemi il termine, è più amico vostro, oppure volete fare una buona impressione, oppure avete paura che non sia all'altezza, ma volete comunque che faccia il suo percorso con voi. Sono tutte cose sbagliate che non potete controllare, ma soprattutto che non dovete cercare di controllare. Chi vuole restare, resta, chi vuole andare, vada. Non ci devono mai essere delle imposizioni o dei limiti per quella che è la vita altrui.
Quindi cercate di avere grande e profondo rispetto e soprattutto, ripeto, di non essere il signore stupido. Un saluto e alla prossima.